Il Comitato Amici del Museo Friulano di Storia Naturale ha allestito una mostra temporanea all'esterno dell'ex frigorifero di Udine per richiamare l'attenzione pubblica sul fatto che tra oggi e domani il Consiglio regionale potrebbe destinare altrove i 5 milioni di euro che, aggiunti ai 10 stanziati dal Comune, consentirebbero il recupero della struttura di via Sabadini come nuova sede del museo. Abbiamo voluto allestire provocatoriamente questa mostra per far sentire il problema della sede del Museo Friulano di Storia Naturale chiuso da 12 anni. Non è possibile che una città, una provincia, una regione come quella in cui viviamo non sia dotata di una seria struttura tecnica per la divulgazione scientifica della biodiversità, della geologia, della fisica proprio, perché qua può sorgere anche un museo della scienza. Prima abbiamo raccolto delle firme che sono state migliaia, adesso stiamo intervenendo sperando che la Regione non tolga il contributo di 5 milioni di euro già destinato per la sede del Museo Friulano di Storia Naturale, e quindi che a questo punto si possa partire con i lavori e ristrutturare questo edificio che è abbandonato, che è un onere per il Comune perché comunque deve essere conservato. Quindi aggiungiamo utile a dilettevole, ristrutturiamo l'edificio, installiamo il Museo Friulano di Storia Naturale, cominciamo a fare le attività didattiche necessarie per le scuole. Non è possibile che la Regione ora distolga questi fondi per altre attività solo perché non è dello stesso colore dell'amministrazione comunale. E viceversa chiediamo anche al Comune di Udine un comportamento corretto rispetto all'amministrazione regionale per evitare conflitti che possono essere poi la scusa per appunto distogliere i finanziamenti.